La società consortile agrigentina denominata AICA, che gestisce il servizio idrico in parte comuni della provincia, lancia la nuova piattaforma aica.tuttogare.it e amplia il parterre degli operatori economici. Sono questi artigiani, professionisti e imprese attraverso una piattaforma telematica dedicata e in fase di avvio che sostituisca il precedente sistema di procurement. AICA lancia aica.tuttogare.it, una piattaforma che punta appunto a sostituire ogni altro sistema di acquisto utilizzato fino ad oggi e raggiungibile all'indirizzo aica.tuttogare.it oppure cliccando sul link portale gare nella sezione amministrazione trasparente, bandi di gara e contratti. L'obiettivo è quello di convogliare nei tempi opportuni tutto ciò che riguarderà gli operatori economici e le gare sul nuovo portale e in tal senso durante il processo di transizione. La società che gestisce il servizio idrico manterrà attivi entrambi i sistemi, continuando a operare sia con l'attuale area dedicata che con la nuova piattaforma. Gli operatori economici, le imprese, gli artigiani, i professionisti che lavorano già per l'azienda o desiderano cominciare a farlo dovranno quindi registrarsi sulla nuova piattaforma seguendo le indicazioni contenute nelle norme tecniche di utilizzo sul link aica.tuttogare.it norme tecniche. Intanto, per ciò che riguarda l'AICA, è stato dato mandato all'ATI di intimare al comune di Camastra il passaggio delle reti. Il piccolo centro dell'Agrigentino, insieme a Lampedusa, che invece ha provveduto, è l'unico comune a essere rimasto fuori dalla nuova gestione. All'atto della costituzione della società erano stati 33 i comuni che avevano aderito, tolti quelli che hanno ottenuto dalla Regione la deroga per l'articolo 147 che consente la gestione del servizio idrico in house. Rimanevano solo Camastra, Lampedusa e Linosa. Hanno già consegnato le reti comuni di Ioppolo Giancazio, San Biagio Platene e Sant'Angelo Muxaro. E visto i ritardi che si sono accumulati, l'ATI intimerà il comune di procedere alla consegna delle reti, mentre per Lampedusa e Linosa i tecnici dell'AICA e il direttore generale Enzo Greco Lucchina si sono recati sull'isola per effettuare la ricognizione degli impianti e delle reti del servizio idrico integrato.